Amiche e amici, bentornati a Qui c'è un quiz. Naturalmente accanto a me il campionissimo Agostino Paiusco. Grazie, bentornato Agostino. Ciao Jerry, grazie. Non sono Jerry. Grande Agostino, complimenti. Questa sera però sei arrivato a una prova davvero decisiva, sì, perché ci sarà la raffica. Ci sono 3 domande alle quali dovrai rispondere vero o falso. Ok, sono concentratissimo. Molto bene. La categoria, molto bene. La categoria è animali. La prima domanda, Agostino, è la seguente. Sì. Vero o falso che il boa è il serpente più lungo del mondo? Vero! Risposta esatta, complimenti Agostino, alla prima domanda hai risposto correttamente. Tra l'altro, se mi consenti una curiosità, ha dato anche origine a numerosi proverbi questa grande bestia. Ad esempio nell'antichità gli aborigeni, vedendo questi grandi animali, dicevano boa can, che grande! E qui anche noi inventi abbiamo appreso il boa can, che poi è stato tradotto in altre molteplici forme, ha origine dalle pisse. Ma non perdiamo la concentrazione, la seconda domanda di questa raffica è la seguente. Il maschio della mantide religiosa divora la femmina dopo che lei ha deposto le uova, vero o falso? No, falso, è la femmina che divora il maschio. Giusto, il maschio viene mangiato alla femmina della mantide religiosa. Complimenti Agostino, complimenti Agostino. Che è religioso, se no cosa gli faceva sta povera bestia al maschio? Penso te da Siomagna. Agostino, complimenti. Sì. Comunque Agostino, sei arrivato all'ultima domanda della raffica. Vai. Vediamo un po' se ti confermerai campionissimo. Se il lupo ulula, il cane abbaia, l'orso bruisce, il falco grida, il leone ruggisce, la pecora scampa. Ma con tutto sto casino cosa ha avuto che faccia? Secondo me scampa. No, dovevi dire il verso della pecora. Beh! Dovevi dire qual è il verso della pecora, belare, la pecora bella, mi dispiace. Dipende dai gusti, cioè nel senso. In che senso? A te dici bella, però a me può non piacere, per esempio, la pecora. Agostino, io intendo la pecora bella, è il lasciati, Agostino, mi spiace, purtroppo non ti puoi confermare campione. Ma quanto ci dispiace davvero, Agostino Paiusco era un grande campione, ma purtroppo non riesce a superare l'ardua sfida della raffica. Purtroppo, chi l'avrebbe mai detto eliminato da una brutta pecora bella? Cioè, non me lo sarei mai aspettato. Posso salutare casomai. Ma certamente, saluta tutti i tuoi amici a casa. Faccio presto perché tanto ho 4.000 amicizie su Facebook. Beh, insomma, 4.000 amicizie su Facebook, ci mettiamo un sacco di tempo. No, 4.000 amicizie. 4.000. 4.000 amicizie, mia mamma, mio papà e miei fratelli.